e domani alle 14:30 parte il tavolo che poi il Presidente Federica ha voluto dopo insomma, la Buriana e l'assestamento, per cui ci sarà la Regione e ci sarà il Comune, inizieremo a ragionare con la Regione. Comune di Udine e Regione provano a superare i disaccordi in sede di assestamento estivo, quando i 20 milioni chiesti dalla città per la riqualificazione di Borgo Stazione non furono approvati, a causa, spiegò Federica, della richiesta tardiva giunta, peraltro, via WhatsApp. Dopo i chiarimenti di rito, si comincia dunque a lavorare insieme, sulla base anche di un bando europeo a cui il Comune ha partecipato di circa 6 milioni di euro per via Leopardi. Cosa abbiamo detto noi? Questo parlo adesso anche come consigliere che ha la delega ai progetti europei, quindi parlo come impegno mio, oltre che ovviamente della struttura. Noi abbiamo detto, la Regione non è un bancomat, ok? Non è che vai lì, batti cassa, non ci dai. A me non piacciono queste cose qua, non mi piacevano. Ho detto, cerchiamo di contribuire dal punto di vista della proposta e della ricerca dei fondi. Quindi siamo andati su questo programma europeo che è complicatissimo, difficilissimo, non so come andrà, ma ha un grande vantaggio, secondo me, che intanto è dentro il contesto, quindi fa parte del progetto complessivo. Si chiama Europa Innovative Action, che significa immaginare un percorso di un cantiere che diventa laboratorio, che include ambiente, sociale e parte costruttiva. Sono d'accordo sulla riqualificazione, sono punti strategici, e chi conosce la città lo sa, e la Regione c'è, non si è mai tirata indietro. Però dall'altra parte, bisogna anche, perché quel giorno io ricordo, quando vidi che non c'era Udine, c'era soltanto un altro intervento, apriti cielo, ma mancavano dei presupposti, che non li sto a dire adesso, e tu forse sai a cosa mi riferisco. Quindi una volta messo a posto le cose, il tavolo, ecco, domani sarà il tavolo, mi auguro che sia foriero di ottimi risultati, che non vanno a beneficio di maggioranza o minoranza, vanno a beneficio dell'intera comunità, dell'intera collettività.